Per me è stato tutto come essere in un film. Questa è la sensazione dei cittadini di Cordovado, coprotagonisti loro malgrado del tentativo di resistenza al sequestro delle armi del 55enne Luca Orlandi. Vicenda che si è conclusa poco dopo il mezzogiorno di oggi con la resa dell'ingegnere, ex ufficiale di complemento dei carabinieri ed ex giocatore di basket, ai gruppi speciali pronti ad irrompere all'interno di questo appartamentino di via Battaglione Gemona. Una storia che per loro mercoledì è iniziata così. Ce la può raccontare come l'ha vissuta? Male, molto male, perché siamo stati cacciati da casa nel giro di minuti, senza poter prendere nulla praticamente, e tutti i disagi che si possono immaginare di uno sfollato. Ci ha messo tanta ansia il fatto di sgomberare i locali, la gente che andava in albergo, paura di un'esplosione, non puoi vivere in serenità. È arrivato qui il barbiere e mi ha detto mi hanno buttato fuori dal negozio. Ci hanno fatto chiudere tutti e non abbiamo capito, non si capiva cosa stava succedendo. Tutti però hanno dato la massima collaborazione, arrivando a mettere addirittura a disposizione delle forze dell'ordine tutto il proprio locale. È stato bello perché loro erano contenti di avere un posto dove ristorarsi. E quindi io sono stata contenta, anche se è stato faticoso, di essere stata qua con loro. Una vicenda terminata bene e che forse anche per questo qui al confine tra Veneto e Friuli hanno già preso con filosofia. Una persona così può vivere a Cordovado come può vivere a Roma o a Londra. Ma è normale stare segregati 2 anni e mezzo? Normale non è, normale non è, ma se uno lo fa, cosa vuole che le dica? Probabilmente, presumo io, e adesso lo dovranno anche curare, o me sbaglio? Anche i vicini sperano in questa soluzione che aiuti Luca Orlandi a rimettere a posto la sua vita, fatta oltre che di solitudine, pare anche di qualche problema lavorativo, che l'ha portato ad abbandonare tutto fuori dalle sicure mura di casa, come testimoniano le condizioni della sua auto e della sua moto ferme da mesi. Io gli auguro di guarire, di tornare ad essere una persona normale, insomma. Ecco, poi avendolo come vicino di casa magari siete pronti ad accoglierlo una volta che ha fatto un trattamento. Beh sì, diciamo, intanto siamo anche più tranquilli perché sicuramente non avrà più armi, che è la cosa fondamentale, ma al di là di questo, insomma, se torna guarito, assolutamente va bene.